Più che infiltrazioni, presenza, quella mafiosa nel tessuto economico del Veneto. Formare ed informare gli imprenditori del rischio significa mantenere alta la guardia. Un'allerta che istituzioni, sindacati, categorie economiche e forze dell'ordine intendono evidenziare attraverso un protocollo di cooperazione per una lotta di squadra al fenomeno. E quanto evidenziato durante una tavola rotonda sul tema organizzata all'M9 di Mestre. Dalla situazione che è emersa nella Regione Veneto, anche in ragione dei tanti processi che sono stati celebrati, certamente c'è questa vena, come dire, infiltrazioni e quant'altro. E la contiguità tra le infiltrazioni mafiose e l'economia sono contiguità spesso che creano e destano allarme. Quindi la nostra azione rispetto a tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda, soprattutto anche da parte del settore economico, che collaborano attivamente con i tavoli prefettizi e con le forze di polizia, questo può aiutare molto a sconfiggere o meglio ad affievolire il fenomeno. Pensiamo che serva soprattutto fare tre cose. La prima è quella di formare e informare gli operatori economici, politici, sindacali, in maniera che tutti abbiano coscienza di come la mafia si sta muovendo in Veneto. Il secondo tipo di intervento è cercare di prevenire le crisi aziendali, perché è lì dove arriva poi la proposta mafiosa di finanziamento. E poi la terza cosa da fare è controllare le filiere, perché poi è negli appalti, subappalti che si annida l'intervento delle imprese controllate dalla mafia. Il discorso delle retribuzioni al di sotto di 9 euro sono contratti firmati da sindacati pirata, ovvero sindacati gialli, sindacati che non rispondono alle regole principali. Ecco lì l'importanza di un salario minimo, che al di sotto non si possa andare di 9 euro. Ma come toccavo prima, il problema grave è il lavoro nero. Lì non c'è contrattazione che tiene. Si combatte con un lavoro comune, naturalmente ognuno nel rispetto del proprio ruolo, ma con un lavoro comune di prevenzione che è fatto di rispetto dei principi di legalità più generali, quindi noi siamo a disposizione e attraverso la firma dei protocolli dimostriamo questa attività di rete con le parti datoriali, con le istituzioni, come è avvenuto per questo protocollo regionale che nel 2019 avevamo fortemente voluto e adesso come dire, ci siamo spesi anche nel rinnovo e serve una grande campagna informativa e formativa anche nell'ambito di quei settori, penso alla pubblica amministrazione, che devono applicare le norme sull'antiriciclaggio e che ancora stentano a partire, naturalmente non per colpa di chi opera nel settore pubblico, ma perché occorre un grande investimento